L'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento del giovedì, la conversazione itinerante con Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega Nord e candidato alla presidenza della Giunta regionale della Toscana, che crediamo di aver raggiunto in uno dei suoi numerosi spostamenti. Stamani è prevista una conferenza stampa alle 11:30 a Empoli. Sempre che sia riuscito a prendere il treno e non sia rimasto nella morsa ferrea di Toti e della Bergamini, che vogliono farlo loro il candidato del centrodestra alla presidenza della regione toscana. Ce l'hai fatta di vincolarti, Claudio? Guarda, la Bergamini è stato abbastanza facile, ma Toti purtroppo è un placcaggio abbastanza massiccio. Sì, perché non si è capito nulla qua su chi fa il candidato presidente. Intanto ce n'è uno che sei tu e stai tenendo incontri pubblici. Poi ci sono gli altri un giorno Toti è in Liguria, un giorno in Veneto, un giorno in Toscana come candidato presidente. Ma è perché sono robe valutate da lungo tempo, no? Sono stati presi di sorpresa dalle elezioni regionali che sono arrivate all'improvviso, no? Erano solo fissate da 5 anni e quindi giustamente, insomma, in un tempo così breve è un po' dura decidere chi è che si deve candidare, no? Ma se poi quelli là si mettono d'accordo e dicono il nostro candidato, facciamo l'alleanza, non è più Borghi Aquilini, che succede? Ma secondo me qua viene fuori montaperti. No, non è previsto. Non è previsto, ma cioè, ve lo dico così, è proprio col massimo rispetto di tutti i giornalisti che noi abbiamo sempre amato, vero? Eccetto il presente, eh? No, per carità, ma anch'io, cioè, insomma, sono tutte e due con la testa in tasca. Però insomma diciamo che quelli che parlano, diciamo i giornalisti che parlano della Lega, mettiamola così, per la milionesima volta gli spieghiamo questa simpatica cosa, gli spieghiamo che in Toscana vige il sistema elettorale col doppio turno, per cui la coalizione non serve a niente, anzi potenzialmente danneggia, perché se ci sono meno persone che partecipano al voto al primo turno, perché ipotesi, si fa la coalizione Forza Italia Lega e tanta gente non gradisce, come suppongo sia abbastanza ovvio, il candidato di Forza Italia, qualora ce ne fosse uno di Forza Italia, ma anche qualcuno di Forza Italia potrebbe non gradire me se fosse una lista unica. Ecco, significa che c'è meno gente che va a votare al primo turno, quindi essendo che c'è meno gente che va a votare al primo turno, si fa un grosso favore al PD perché potrebbe a questo punto fare il colpaccio e vincere subito al primo turno. Viceversa, se tanta gente non PD, diciamo così, partecipa alle elezioni il primo turno perché ci sono in campo dei buoni nomi, un po' da tanti partiti, ecco che a quel punto il quorum del PD scende, si va al secondo turno con quello del PD probabilmente e probabilmente Claudio Borghi. E a quel punto poi dopo ridiamo. Bene, chiarito il quadro, ci sono novità dal Granducato di Toscana? Beh sì, a dire la verità sì, cioè vale a dire rispetto insomma, rispetto a quello che si legge, in realtà c'è possibilità di convergenze importanti sul mio nome e ci saranno, suppongo, annunci fra un po', ecco, mettiamola così. Diciamo che dovrà essere molto chiaro al primo turno che l'alternativa vera siamo noi, insomma, al potere del PD. Altra cosa che secondo me invece va notata, l'utilità, ecco, di essere molto 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 vigili sul territorio, perché si forniscono poi dopo degli argomenti anche per le questioni di carattere nazionale. L'altra sera Matteo era, se non mi ricordo male, adesso non so che trasmissione fosse, credo Ballarò, sì. Salvini era a Ballarò e ha detto una cosa che ovviamente è caduta nel gelo totale dello studio, no? Perché sanno di essere, specialmente Orfini, no? Che aveva questo simpatico individuo, quelli del PD sono tutti simpaticissimi, Orfini è più simpatico degli altri, no? E aveva una parola per tutti,
guarda caso, quando gli è stata nominata questa cosa, è sbiancato ed è stato ditto. E la ricordiamo nel caso fosse sfuggita nelle chiacchiere della puntata. Quando si parla di inchieste tangenti per l'alta velocità, Rolex di Lupi, del figlio di Lupi e cose di questo tipo, ci si dimentica che si sta parlando di tangenti per alta velocità. E dov'è quell'alta velocità da cui si originano le tangenti? È sotto dove mi trovo io in questo momento, vale a dire sotto il pavimento di Firenze, che è il capoluogo, la capitale della Toscana. Ora, la sequenza è la seguente: a Firenze c'era e c'è un sindaco del PD, quello passato si chiamava Matteo Renzi. La provincia, quando ancora esisteva, era del PD ed è tuttora del PD, perché fanno finta di averle abolite, ma c'è. La regione è del PD ed è di Rossi, il governo è del PD. Ora, in tutta questa simpatica sequenza di controllo del PD, noi vogliamo raccontare che il PD con le tangenti dell'alta velocità di Firenze non c'entra nulla. Ora, sarà colpa della Lega probabilmente, no? Perché a sentire Orfini, qualsiasi cosa ci fosse, non so, sono 13 trimestri di decrescita consecutiva con governi del centro-sinistra, ma è colpa della Lega anche quello. Ora qua diventa un po' difficile argomentarlo, no? Ma va bene, supponiamo che in realtà fossero soltanto gente legata agli appalti, alla ferrovia, che la politica non c'entrasse nulla, e mi viene da ridere. Ecco, c'è un fatto, che se io prendo e ho un lavoro così impattante e così importante nel mio territorio, sotto la mia capitale, si suppone che la regione, che non è che ha carenza di uomini e di mezzi, debba controllare. Ecco, invece viene fuori che la regione toscana ha 12 dirigenti per la coesione sociale. Immaginate voi un po' cosa voglia dire, diciamo che possiamo tradurre con accoglienza ai Rom o qualcosa del genere. Comunque a 12 dirigenti per la coesione sociale, ciascuno di essi è pagato più di 100.000 euro all'anno. Così è, giusto per capire, perché alla fine sembra che le cose strane le fanno sempre solo gli altri. No, sono 12 dirigenti per la coesione sociale che sono pagati 100.000 euro all'anno. Solo 3 per infrastrutture, grandi opere, così di questo tipo. Uno di questi era quello che doveva controllare questi lavori. E Salvini ha detto: andate a controllarvelo su Google per favore, in modo tale che così vedete se sono io che dico qualcosa. Questo dirigente si chiama Architetto Zitta. Ecco, questo dirigente controllava l'alta velocità e, guarda caso, ha detto che secondo lui non stava andando nulla bene di tutto quello che vedeva. Ecco, misteriosamente è stato rimosso, così al volo, puff, sparito. E lui protestava, era uno che non aveva mai avuto un rimprovero, mai avuto una contestazione per il suo operato, anzi è sempre stato premiato e così di questo tipo. Ha provato a dire che qui nell'alta velocità sotto Firenze c'erano delle cose che non quadravano, ed ecco che magicamente, con una bacchetta magica, la regione rossa di Rossi, perché sono rossi nel cognome e nel cuore, così ha schiacciato il bottone, si è aperta la botola sotto questo architetto Zitta, e chissà come mai poi dopo dice: beh, ma noi non era un compito nostro controllare, cosa c'entriamo noi? Io direi che se ci fosse una procura normale, seria o così di questo tipo, queste robe qua potrebbero essere interessanti da valutare, no? Probabilmente un po' di più del Rolex del figlio di Lupi, che pur non ci piace, però. Beh, poi nell'opera c'erano anche cooperative di primo piano, se non sbaglio la CMC, tra l'altro, no? Un'altra della Galassia Rossa. Ma certo, ma qui se si va a vedere come funziona qua in Toscana è sempre così, cioè praticamente funziona che ci sono delle cooperative ovviamente gestite totalmente da un piccolo gruppo
piccolo, che ma poi proprio piccolo. diciamo cooperative, ma sono dei colossi veri e propri, tipo appunto la cooperativa Muratori e Cementisti, linea alta velocità Firenze-Bologna, che tra l'altro ha regalato anche una mezza milionata al famoso celeberrimo mostro Incalza, no? Il capo della struttura di missione del Ministero Infrastrutture. No, ma sono strutture enormi. Direi una cosa carina, per esempio, si può vedere con i rifiuti, cioè alla fine tutta la sequenza, cioè, immaginate quant'è il business della gestione dei rifiuti, no? Che pur non è particolarmente gestita bene qui in Toscana, perché appunto una regione dove dovrebbe esserci anche un impatto paesaggistico particolarmente importante, praticamente fa quasi tutto in discarica, essendo che fa quasi tutto in discarica, alla fine la sequenza delle società che si occupano di queste cose è lunga come una catena di controllo delle holding fantasma in Lussemburgo. Ma io insomma non è che mi faccio tanto spaventare da questa roba qua, ne ho viste veramente tante, per cui non è che ci ho messo molto a vedere dove si va a finire. Si va a finire che tutta la gestione dei rifiuti è gestita da guarda caso da una cooperativa che tramite una serie di holding, subholding e così via, questa cooperativa si chiama Castelnuovese e il presidente della Castelnuovese era quello che era presidente della Banca Etruria. Alla fine vedete che tutto torna e capite bene anche perché noi domani con Matteo Salvini facciamo un presidietto davanti alla sede della Banca Etruria ad Arezzo, quindi approfittando del fatto che il capitano viene ancora una volta a visitare o quantomeno a combattere qui insieme con noi nel campo di battaglia rosso, domani è la volta di Arezzo e faremo un po' di tempo insomma col gazebo davanti alla sede della Banca Etruria, così per ricordare che qui ci sono tutta una serie di porcherie o di cose dove sarebbe il caso di indagare, ma invece si chiude occhi, naso, bocca e così via. Però insomma da quando siamo qua noi comincia a cambiare l'aria. Ci avevi parlato l'altra volta, Claudio, a proposito di banche, di Montepaschi, questione che tirava in ballo anche i due fratelli Binismaghi. C'è qualche elemento in più? Ma adesso stanno presentando le liste, anche qui ovviamente con delle modalità degne del Venezuela, perché fra un po' si va al voto, ma noi tenete presente che noi le sappiamo molto prima dei giornali le cose, quindi quando io vi ho parlato di questa cosa qua di Binismaghi vedrete che come al solito noi le sapremo, cioè le avete sapute ben prima di quello che sarà poi dopo gli annunci ufficiali, perché ovviamente abbiamo persone dentro fra i dipendenti della banca e così via ben attive, e insomma uno dei grossi vantaggi della Lega qua in Toscana è che c'è magari i militanti sono di meno rispetto a quello delle altre regioni del nord, ma abituati ad abitare in un contesto molto molto ostile, sono estremamente agguerriti ed è una squadra veramente che mi piace tantissimo. Arrivano informazioni che è una bellezza, capite che si lavora meglio. No, non ci sono particolari novità, ma in ogni caso il nome di Binismaghi sta cominciando a filtrare anche sui giornali, ma vedrete che andrà a finire come vi abbiamo anticipato. A proposito di banche, flash, e avvicinandoci al capitolo economico, tenendo presente che poi alle 11, anzi prima delle 11:30 dobbiamo salutarti in vista della tua conferenza stampa a Empoli, però volevo chiederti il motivo per cui, visto che il governo ha messo la fiducia anche al Senato sul decreto di riforma delle banche popolari, quelle sopra 8 miliardi di attivo perlomeno, ma domani chissà, e si aprirà forse anche il capitolo dell'altra branca cooperativa del credito, le BCC, le banche di credito cooperativo. In ogni caso, qual è il motivo per cui si adotta un decreto, cioè un provvedimento di straordinaria necessità e urgenza, e si mette la fiducia, quindi si ha una fretta indiavolata, diciamo, di fare questa riforma delle banche popolari che sinceramente, fatta per decreto, è qualcosa di assurdo, apparentemente. Che motivo c'è per cui il governo ha messo mano a questo capitolo, che poi, insomma, tutto sommato, adesso io non lo so, tu sei più esperto di me, però mi sembra di aver letto che il comparto delle banche popolari
non era neanche il peggiore fra i comparti delle banche italiane, anzi rispetto alle banche SPA, le banche d'affari diciamo così, quelle più speculative tendenzialmente, tra virgolette, era andato anche bene come valori fondamentali. In più aveva questo rapporto storico col territorio, con le famiglie, con le imprese, che a quanto pare si vuole cancellare. Perché? Chi è che ci sta? Qual è l'obiettivo? Chi sono gli interessi quali sono gli interessi in campo? Perché alla fine uno se lo deve spiegare perché il governo interviene per decreto con questa fretta e urgenza, mettendo la fiducia. Allora, innanzitutto cominciamo a mettere in chiaro una cosa. Il sistema bancario italiano, con tutto quello che non ci piacciono, non sono simpatici e così questo tipo, ma alla prova dei fatti si è rivelato più solido rispetto a quello internazionale, dove invece c'erano tutti questi manager molto moderni e molto a posto, però il risultato quasi tutte, diciamo, nel 2008 sono saltate, le banche estere, quelle italiane no. L'unica eccezione, guarda caso, riguarda le banche gestite dal PD, o in modo diretto o indiretto, perché noi abbiamo, ovviamente il Monte dei Paschi come caso particolarmente eclatante, però ricordiamo anche per esempio altri casi non ancora molto ben chiariti, dove ci sono delle indagini profonde in corso. Magari molti dimenticano la storia della Tercas, cioè della Cassa di Teramo, no? Dove anche lì ci sono un tot di indagati per dei reati pazzeschi, dove il dominus, diciamo così, della banca era uno che veniva dall'Unipol e che aveva prestato i soldi a consorte, no? Proprio quando c'era da fare la famosa La scalata. Ti quella... interrompo, Claudio, perché c'è la pubblicità tassativa. Ok. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e tantissime coccole. E fino al 5 aprile porta un nuovo amico in negozio a fare l'Arca Card. Subito per entrambi uno sconto del 10% sulla spesa. Arca Planet, i supermercati per animali. Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omelette a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbo Diesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon Turbo Diesel a 15.550 euro o 199 euro al mese. TAN 2,99 e TAEG 4,96. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica è su seatitalia.it. Mamma, mi compri l'uovo di Pasqua? Un uovo? Assolutamente no. Almeno 5. Il 29 marzo acquista le uova di cioccolato negli ipermercati Carrefour e ricevi un buono sconto del 50% valido dal 30 marzo al 4 aprile. Maggiori dettagli nei punti vendita. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, non solo a Montepaschi, stavi dicendo Claudio, è caduta la linea, che la regia chiedo di recuperare velocemente il collegamento telefonico. Dicevamo non solo Montepaschi Siena, ma anche Tercas, Cassa di risparmio di Teramo, però potremmo metterci anche la Banca delle Marche, che è un'altra banca che ha vissuto le sue vicissitudini e le sta vivendo ed è caratterizzata da una governance, come si dice, di colore rosso, rossiccio, rossastro. Intanto spero che adesso siamo in collegamento con Claudio Borghi Aquilini per riprendere il filo del discorso. Ingannare l'attesa con la prima pagina dell'agenzia Stefani. Un pilota chiuso fuori dalla cabina tentò di sfondare la porta, non c'è alcun aggiornamento, ma il titolo di prima pagina è sempre quello. Il secondo titolo dell'Ansa in questo momento ha a che fare invece con Napoli, un morto e 9 feriti nella rapina, fermati 2 carabinieri partecipanti però alla rapina, non in veste di tutori della pubblica sicurezza. Comunque, riecco stabilito il collegamento con Claudio Borghi Aquilini. Stavi dicendo, Claudio, non solo Montepaschi, ma anche per esempio Tercas, Cassa Risparmio Teramo, ci metterei anche Banca Marche forse, no? Assolutamente sì, ci metterei Banca Marche, ovviamente regione che da sempre è governata dal PD, o quantomeno da sempre dai tempi utili per cominciare a fare danni nelle banche. Lì c'era poi dopo invece un misto PD-PDL
che per la maggior parte dei casi, se c'è stato qualche magagna in una banca, il PD c'è dentro da solo o in compagnia. Allora, per dirla un po' alla lombarda, bisogna stoppare qualche buco. Sì, esatto, bisogna stoppare qualche buco, perché alla fine si faceva la banca e poi dopo chi è che c'aveva la banca, guarda caso, cominciava a finanziare gli amici degli amici e non eravamo mai noi, mettiamola così, no? Quindi vabbè, il risultato è quello. Per cui qui ci sarà veramente da vigilare doppio triplo, perché se alla fine non l'hanno fatto in modo sufficiente gli organi deputati, bisogna veramente che capire che qua, se vogliamo bloccare questi soggetti, bisogna bloccargli i soldi, perché li prendono da tutte le parti dove ci sono. E io veramente divento matto a vedere le procure che invadono o che si fiondano per le figlie di Berlusconi, per vedere quanti entravano ad Arcore e cose di questo tipo, che invece volano milioni, miliardi, le prevano e cose di questo tipo. E chissà come mai sembra che il PD sia costantemente immacolato. Invece mi risulta che oltre alle banche, qua in Toscana per esempio, abbiamo già accennato tante volte, ma la fonte di finanziamento principale, che è la gran parte del bilancio della regione, è la sanità. Quello è un altro dei posti dove possono mungere soldi, però anche basta, insomma. Ma io sono convinto che i cittadini stanno capendo davvero, perché finché sembrava che ce ne fossero per tutti, magari uno poteva anche tirare avanti e anzi sperare un po' cialtronescamente magari che il prossimo a essere beneficato sarebbe stato io. Invece adesso si è scoperto, e tanti hanno scoperto, che qui tanti soldi sono stati rubati da pochissime persone, e insomma io sono convinto che sono tutti molto molto incazzati, e quindi sono molto molto fiducioso di questa possibilità. Pensate un attimo a Prato. Allora, quando è arrivato Matteo lunedì, la prima tappa della giornata l'abbiamo fatta al mercato di Prato. Allora, il mercato di Prato è un posto, consiglio a tutti di andarci almeno una volta, perché è un enorme mercato, no? Ci sono circa 500 bancarelle fisse che ci sono da sempre. Insomma, stiamo parlando di un mercato, quindi di un punto popolare in una regione rossissima. Ebbene, ma credetemi, ma sai che non ce n'è stato uno in giro di tutti quelli. Abbiamo girato quel mercato a fatica perché c'era veramente la folla, tutti che volevano andare a stringere la mano a Matteo, ma non c'è stato uno che l'abbia contestato. Tutti che dicevano: questa è la nostra ultima speranza, non ce la facciamo più, qui a Prato non c'è praticamente più un italiano, io ho paura di uscire di casa, se non ce la fate voi questa volta è finita, siete gli ultimi a cui do una speranza, poi dopo basta. Veramente è stato toccante. Abbiamo raccolto, tanto per dire, in breve tempo 300 firme, e ricordiamo che a noi servono le firme per partecipare alle elezioni, e quindi invito tutti gli ascoltatori ad andare e portare amici, parenti ai banchetti della Lega, e nel caso anche ai comuni. Ogni comune ha i moduli, anche se, come dire, ci fidiamo di meno, ecco, preferiamo quelli che portate ai banchetti della Lega, dove c'è un autenticatore che le può registrare, però l'impressione è stata proprio quella di una regione stanca, che ha voglia di cambiare, per cui sono molto molto contento, e vedremo ad Arezzo domani con Matteo come sarà la giornata. Ecco, un altro fatto invece economico della settimana, sul quale volevo chiedere il tuo punto di vista, l'operazione Pirelli Cina, ChemChina, Chemical China, che tra l'altro poi è stata seguita dall'annuncio dell'entrata del capitale cinese anche in giochi preziosi, da ultimo di capitale indiano in Pininfarina, e dal
progetto, a quanto pare, di massicci ancora investimenti futuri della Banca Centrale Cinese in Italia. La tua valutazione sull'operazione Pirelli qual è? Io sono tristissimo perché mio papà ha lavorato tutta la vita alla Pirelli. Buona parte del motivo per cui ho fatto quello che ho fatto nella vita è stata la motivazione anche che la Pirelli mi dava, perché mio papà mi aveva spiegato da bambino che le azioni servivano per comprare pezzi delle società, e io volevo comprare un pezzo della società ovviamente dove lavorava il papà, no? Che quindi era la Pirelli, e la passione della finanza, delle azioni, dell'economia è venuta proprio con questa frase innocente, insomma, che mi aveva detto quando avevo chiesto che cos'erano le azioni guardando sul giornale. E quindi insomma per me la Pirelli è un nome importante, è il simbolo anche di una Milano che cresceva, il simbolo di una Milano che non aveva paura di niente, che lavorava e che lavorava oltretutto con un modello anche di lavoro e di inquadramento dei lavoratori che alla fine era conveniente per tutti. In molti lo definivano in modo sprezzante paternalismo, ma in realtà era semplicemente il fatto di avere dei dipendenti contenti, perché la Pirelli veramente insomma forniva dei servizi tali per cui qualsiasi dipendente era assolutamente un privilegiato ed era contento di lavorarci e non avrebbe mai cambiato posto di lavoro. Quindi non si capisce bene cosa ci fosse di male nel paternalismo, diciamo così, della Pirelli. Ecco, se ne va questo pezzo di Milano, se ne va questo pezzo di Lombardia, e se ne va in modo inutile, o meglio in modo dannoso, perché ricordiamo che l'investimento diretto estero è per noi un debito. Infatti dicono, in certi casi tutti imboccano gli investimenti dall'estero e poi dopo imboccano gli investimenti dall'estero e quando arrivano si rendono conto di che cosa sono gli investimenti dall'estero. L'estero, nello specifico il cinese, non fa beneficenza. L'estero conta di guadagnare, cioè vuol dire dà dei soldi immediati, e questi soldi immediati peraltro finiscono solo in parte nelle tasche dei risparmiatori, ma non tutti sono italiani, anzi buona parte di quelli che aderiranno all'offerta pubblica, vale a dire che consegneranno le azioni ai cinesi, sono o la proprietà, quindi Tronchetti e compagnia bella, ma anche e altri investitori magari internazionali. Comunque questo ingresso immediato di soldi si paga con il fatto che tutti gli utili poi dopo della Pirelli prenderanno la via della Cina, perché giustamente se uno investe è perché ci vuole guadagnare, no? E quindi volendoci guadagnare significa che i profitti se ne andranno. Se ne vanno i profitti e potenzialmente potrebbe cominciare a esserci anche il rischio che se ne vada al lavoro, perché abbiamo visto tanti esempi in cui l'acquirente estero compra il marchio, poi dopo prende i processi, prende le tecnologie, prende segreti, diciamo così, di veramente quasi un secolo di storia industriale, e poi dopo replica tutto dove diventa più conveniente e a quel punto tanto saluti. Claudio, a proposito di capitali, visto che adesso non abbiamo moltissimo tempo ancora, però a proposito di capitali esteri e a proposito di Milano, perché Pirelli è una grandissima azienda, multinazionale finché si vuole, però appunto richiama Milano, la Lombardia, no? È un'epopea industriale di primissimo piano nella storia milanese, e non solo ovviamente, però parte da lì. Allora, forse non tutti sanno che, come dice la settimana enigmistica, il palazzo della regione Lombardia, inaugurato 4 anni fa, è nelle mani di un principe saudita, così come il più moderno quartiere di Milano, quello di Porta Nuova, ma questo lo sanno forse un po' più di persone perché ne hanno parlato i giornali, è nelle mani del fondo di investimento del Qatar, la Qatar Holding, che lo controlla al 100%. Uno dei palazzi più illustri della zona, più nuova di Milano, appunto quella di Porta Nuova,
è quello dell'Unicredit. A sua volta l'Unicredit ha tra i soci il fondo Aabar di Abu Dhabi al 5%, e se vogliamo allargare il discorso ma rimanendo su Milano, la borsa di Milano è nelle mani della London Stock Exchange, che a sua volta è controllata da due società, la borsa di Dubai e la Qatar Investment Authority, che ha comprato Porta Nuova Milano. Che cosa ne diciamo di tutto ciò? Visto che Qatar e Arabia Saudita non è che abbiano un ruolo bello e ammirevole nel finanziamento, per esempio, di movimenti come quelli che hanno portato allo Stato islamico. A me non mi piace molto sta roba qua. Da Milano poi partono gli aerei dell'Italia, che adesso è col capitale di Etihad, no? Così. Certo. No, perché insomma, poi man mano aggiungiamo, rischia pure che l'Arabo si compri il Milan e poi dopo abbiamo fatto il pilota. Ecco, ma al di là del folklore, però, la sostanza, diciamo, reale intorno ai quali sono i problemi reali, perché altrimenti perché qua non mi sembra una questione irrilevante, diciamo, no? No, la questione non è affatto irrilevante, anche se economicamente il meccanismo è chiaro, cioè vale a dire gli investimenti all'estero vengono fatti da chi ha eccesso di capitali. Allora, in questo momento l'eccesso di capitali è tipicamente collocato nelle casse della Cina e nelle casse dei paesi arabi. Perché no, ma la cosa divertente, la cosa che colpisce, scusami se ti interrompo Claudio, ma anche a livello simbolico, è che il palazzo di Regione Lombardia, dove ha sede il governo regionale lombardo, è nelle mani di un saudita. No, sì, ma è assurdo. È assurdo, però purtroppo è spiegabile economicamente. È spiegabile economicamente perché appunto il surplus, vale a dire, cioè l'eccesso delle esportazioni rispetto alle importazioni si è concentrato negli ultimi anni su Cina che vende prodotti e su stati sauditi, stati arabi, diciamo così, che vendevano petrolio. Quindi nelle loro casse si accumulavano denari, con questi denari, per metterli a frutto, vanno a fare investimenti in giro per il mondo. Il nostro problema è stato metterci in condizione di aver bisogno di questi soldi. Voi capite, no, che se ci siamo nel momento stesso in cui noi ci siamo privati della sovranità monetaria e ci siamo condannati al deficit perché abbiamo il sistema sbagliato, no? Abbiamo cominciato a importare più di quello che esportavamo e il risultato era che questi capitali che mancavano da qualcuno dovevano essere forniti. Questo qualcuno erano in parte le banche tedesche, ma in parte ovviamente i paesi che invece dall'altra parte in modo molto più furbo facevano surplus commerciale, no? Quindi nello specifico appunto Cina e appunto Arabia. Il fatto di esserci messi in condizione di dover accettare quasi con gratitudine, cioè meno male ecco, che arrivate voi, perché sennò altrimenti fallivamo, oppure sennò altrimenti chi ce li dava questi soldi, è una vergogna nazionale, è una vergogna. È un tradimento, è come un aver spalancato le porte, cioè noi in questo momento stiamo spalancando le porte a tutti, spalanchiamo le porte agli immigrati con Mare Nostrum, Triton e così via, no? In modo tale che vengano tutti qui. E c'era pure quel fenomeno di Fuchs in televisione, sempre con Matteo Salvini, che dice che lui sogna il mondo senza passaporti, no? In modo tale che così poi dopo ne vengano ancora un po' di più. E dall'altra parte invece spalanchiamo in modo indecente tutte le nostre porte ai capitali di stati che non hanno regole, che potenzialmente sono nostri nemici, perché c'è inutile fare il mondo delle verginelle che pensa che tanto siamo tutti a posto e ci amiamo tutti. Queste persone potenzialmente sono nostri diciamo nemici, non ci piace la parola, però diciamo non esattamente nostri alleati, non lo so, troviamo un'altra perifrasi, eppure così è. Quindi secondo me è molto molto imprudente quello che abbiamo fatto, ma molto imprudente quello che abbiamo fatto, vale a dire di porci nelle condizioni di avere bisogno del denaro proveniente dall'estero, perché sennò altrimenti non
Ma qua lo pagheremo. pare che il trend però non sia in fase di inversione, cioè anzi per il futuro, no? Sono nati addirittura dentro Cassa Depositi e Prestiti progetti di investimento futuro nei vari settori del cosiddetto Made in Italy. Penso al Fondo Strategico Italiano, quello come si chiama, FSI, di Cassa Depositi e Prestiti, che ha fatto un'alleanza. Guarda caso quello dove è arrivato proprio Bernardo Binismagni, no? Giusto per il fratello dell'ex BCE. L'F2I e così via, cioè che è un fondo strategico delle cose. Poi dopo c'è il fondo della Cassa Depositi e Prestiti, che invece che l'FSI, dove adesso sono curioso di vedere cosa andrà a finire. Lì c'è Tamagnini, che peraltro conosco, che ovviamente è un banker internazionale. Lui è un'ottima persona, però capite che è un banker internazionale, cioè loro meditano ogni volta che c'è una possibile acquisizione da parte di qualcuno, al banker internazionale si sente tutto pervaso da una specie di emozione, no? Perché sa che ci sono ricchissime commissioni che girano, no? Ogni volta che si passa di mano una grande impresa. Immaginate quanti sono i milioni che incasserà la banca d'affari che ha curato la cessione della Pirelli. Voi capite che quelli che lavorano a questi dossier, per loro è vita e morte riuscire a farlo, non gliene frega un cazzo dell'interesse nazionale, dell'Italia, della Cina, così tutto tipo. Loro interessa che ci sia un contratto con sotto un qualcosa di molti miliardi che viene firmato e di cui loro prenderanno una percentuale che sarà fattevole a farli star bene per tutta la vita, no? Per cui capite che in questo momento gli interessi sono abbastanza dichiarati e precisi. Io non voglio fare il qualunquista, Claudio, però in questa ottica è evidente che le banche legate al territorio, che siano le popolari o le banche di credito cooperativo, non c'entrano più nulla in un quadro così, no? Ah no, ovvio, per questo che è opportuno negli occhi di chi sta ridisegnando questo mondo che non ci piace, levarle di torno e farle ricadere nell'orbita invece delle megabanche, no? Che invece con queste operazioni prosperano. È gravissimo, insomma. Però insomma la cosa che stona in tutto questo, no? Tu dicevi prima, qui ci sono capitali in eccesso, Cina, paesi arabi, e noi andiamo a prenderli, no? Attraverso questi banchieri d'affari internazionali di formazione cosmopolita, globalista, eccetera, eccetera. Però nel contempo sul versante interno tu stai spremendo a più non posso quello che rimane della piccola impresa, dell'artigianato e del cittadino comune, il contribuente medio, diciamo così. Quindi tu stai spennando all'inverosimile il tuo cittadino e invece di prendere le risorse e lasciarle libere da lì, le vai a prendere da stati che geopoliticamente non sono amici tuoi. È questo che mi fa impazzire, cioè vale a dire che un partito che dovrebbe essere il partito dei lavoratori e così via, no? Come il Partito Democratico, in realtà è proprio il protagonista del peggio della mondializzazione, della spoliazione del lavoratore, del cittadino, a favore invece di poteri fortissimi di banche e cose di questo tipo. Io sono convinto veramente che tanti, diciamo, comunisti, no? Di quelli veramente convinti, insomma, della prima ora, se capissero bene, cioè, se veramente per una volta si svegliassero e capissero che cosa stanno facendo questa piccola cricca di affaristi che hanno preso in mano il partito, ma prenderebbero veramente, se ne andrebbero via dalla pressa e andrebbero a fare giustizia sommaria, perché io ho molto rispetto, anche se ovviamente sono totalmente opposte alle mie idee, per chi faceva veramente comunista, ma insomma da passare da comunista a servo delle banche straniere mi sembra veramente un passaggio un po' eccessivo. E d'altra parte in ogni caso è la conseguenza immediata, perché noi in questo momento siamo concorrente commerciale rispetto a questi potenti istituti e anche rispetto alla Germania, come abbiamo detto sempre, mentre dall'altra parte siamo potenzialmente appunto bisognosi di risorse, quindi loro sono creditori nei nostri confronti. La cosa migliore per chi è un avversario commerciale
vigore è la procedura fallimentare, insomma, cioè c'è un interesse preciso a far sì che il nostro tessuto si azzeri, spuntandone via il maggior utile possibile. Non c'è un interesse, la virgolette, chiamiamola dal punto di vista aziendale, la continuità aziendale, cioè gli interessa il fallimento, non una società che prosegue, perché la società che prosegue poi dopo ti fa anche concorrenza. Allora, chiudiamo, Claudio, con una notizia positiva, però dopo questa che qualcuno potrebbe chiamare una sequela di Geremiadi, no? Perché poi uno dice... però il ragionamento fila. No, nel senso che poi quando uno fa dei ragionamenti concreti gli dice: ma te sei un pessimista, sei un gufo, no? Come direbbe il nostro Presidente del Consiglio. No. Guardare le cose per come stanno, cercare di farlo, diventa un atteggiamento pessimistico da gufi, da quelli che la portano male. Invece abbiamo un dato positivo che apre la prima pagina dell'agenzia ANSA in chiave di economia, ed è la Confindustria. Tutti allegri bisogna stare, perché il PIL va verso il più 0,2% nel primo trimestre dell'anno in corso. Non è una bella notizia, Claudio? Guarda, facciamo salti di gioia. Innanzitutto non c'è mai stato un trimestre così anticipato come questo, no? Di solito normalmente il trimestre si valuta consuntivo, vale a dire il trimestre grosso modo si hanno i dati verso diciamo un mese dopo la chiusura del trimestre, no? Qui riusciamo a darli 2 mesi prima per vedere cosa succederà, e veniamo da, giusto per ricordare, 14 trimestri consecutivi di recessione. Il fatto che uno faccia più 0,2, e ripeto, bisognerà vedere che cosa che c'è, perché io sono convinto che buona parte di questo più 0,2 dipende da congiuntura economica assolutamente incredibile, soldi che stanno venendo spesi per Expo, il risultato da un paese normale che recede, con qualcosina proprio di unico e irripetibile movimento internazionale che fa mini crescita. Ma la mini crescita è sempre dal punto di partenza precedente. Cioè, se io prima o poi, diciamo statisticamente, qualcosa si deve pur fermare un attimino, prendere un po' di fiato alla discesa, perché sì, siamo già oltre i livelli ma medici. dire più 0,2 in questo contesto cosa significa? Significa dire niente? No, nulla, certo. Semplicemente che l'entusiasmo è che rispetto alla caduta, all'accelerazione della caduta, diciamo così, a un certo punto uno dice vabbè, cadiamo con la stessa velocità di prima, ecco, cioè, quindi invece di accelerare chissà che cosa se succede, ripeto, con delle condizioni assolutamente irripetibili. Però ripeto, noi stiamo scendendo da 14 trimestri di fila e abbiamo lasciato giù percentuali a doppia cifra. Se poi dopo io faccio 0,1, meglio che fare un altro meno 0 qualcosa, ma il risultato però non cambia. Bene, Claudio, allora noi ti lasciamo adesso all'antica gelateria Viti in piazza Don Minzoni a Empoli, conferenza stampa tra pochi minuti, adesso dal treno. E stasera a Castelfiorentino alle 19 al Bar Cavour, in piazza Cavour, giusto? Grazie mille, giustizia. Bene, grazie a Claudio Borghi Aquilini. Allora, non abbiamo mai parlato di Expo, però, Claudio, dovremmo colmare questa lacuna. Peraltro Expo mi sembra adesso che stia anche fornendo un nome per il prossimo sindaco di Milano, l'amministratore delegato Sala, il quale è corteggiato sia da sinistra che da destra, sia da Forza Italia che dal PD. È interessante. Fino adesso ne ho sentite veramente tante, no? come nomi, per cui anche qui, no? Un po' come con le elezioni in Toscana, ecco. Adesso comincerò a sparare no. Vabbè, parleremo di Expo bene, perché mi interessa. Buon lavoro, Claudio, e buona campagna elettorale, buon viaggio. Saluti a tutti. Grazie, arrivederci. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net.
Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Radio Padania Libera, la tua radio. È incredibile. Cosa? L'orsetto di peluche che abbiamo in auto mi ha parlato. Ah, e cosa ha detto? Che esiste una polizza auto a rate mensili a tasso zero e con tanti vantaggi in più. Sì, e poi? Incredibile, ma vero. Con Unipolsai Assicurazioni paghi la polizza auto a rate mensili a tasso zero. E poi hai anche servizi e sconti su diversi esami medici. Fai un preventivo su unipolsai.it in agenzia. L'offerta scade il 31/12/2015. TAN e TAEG zero. Finanziamento Finitalia subordinato ad approvazione. Prima di aderire, leggere la documentazione di legge disponibile online o in agenzia. Ancora qualche minuto, signora? No, ho deciso. Cosa le porto? Inizierei con il rifornimento di carburante. E poi, com'è il lavaggio vetri? Oh, favoloso. Ok, lo prendo. Qualcos'altro? Puoi fare anche il controllo del livello dei liquidi? Ottima scelta. E come li desidera? Serviti a puntino. Ok, arrivano subito. Esso Servitissimo, un servizio ancora più speciale disponibile nelle stazioni Esso selezionate. Servizi soggetti a disponibilità in base all'area geografica. Per saperne di più e per conoscere le stazioni aderenti visita carburanti.esso.it. 2,6 metri cubi di volume e 600 kg di portata in poco più di 4 metri di lunghezza. Ford Transit Courier, piccolo per dimensioni, robusto come ogni Transit. Turbo diesel con clima e radio Bluetooth a 9.500 euro. Scopri di più su Ford.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Abbiamo parlato prima di interessi legati alla sinistra, anche nella questione dell'alta velocità e degli appalti. Ministero delle Infrastrutture sistema il nome dell'inchiesta della Procura di Firenze, eccetera. Su questo c'era l'altro ieri, l'abbiamo solo citato, un pezzo di Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, cercava di fare un pochino il punto all'interno dell'indagine della Procura di Firenze
La cosiddetta indagine sistema è all'interno del vasto panorama delle opere pubbliche, al centro del quale c'è ormai il personaggio di turno, l'ex capo di struttura di missione del Ministero delle Infrastrutture Incalza, ma la lettura che dava Lillo l'altro giorno sul fatto di tutta la vicenda mette in primo piano anche l'altro pilastro del sistema di Incalza, cioè le cooperative rosse, con una notazione politico-giudiziaria, diciamo così, piuttosto interessante. Matteo Renzi dovrebbe ringraziare la procura della città di cui è stato sindaco, Firenze, per l'indagine sistema, perché quello colpito dagli arresti, dalle intercettazioni, dalle indagini dei carabinieri non è il nascente sistema di potere di Renzi. L'inchiesta della procura di Firenze in realtà è molto più vicina alle cooperative rosse, al mondo antico transitato dal PC, dal PDS, dai DS, per confluire oggi nelle truppe delle vecchie glorie come D'Alema e Bersani. Ercole Incalza è rimasto al suo posto, scrive Marco Lillo, nonostante 14 processi archiviati e nonostante il primo procedimento fiorentino per il nodo dell'alta velocità di Firenze lo veda indagato da 2 anni, non solo perché è amico di Lupi, ma anche perché era amico delle cooperative rosse e dei loro referenti politici e manageriali, come l'ex presidente dell'Umbria e poi presidente di Italfer, società del gruppo Ferrovie dello Stato, Maria Rita Lorenzetti, che finì agli arresti domiciliari nella prima indagine in cui era coinvolto Incalza nel 2013. Al telefono l'ex presidente dalemiana dell'Umbria, Lorenzetti, parlava con un'altra vecchia gloria del partito, Anna Finocchiaro, peraltro non indagata. Il sistema Incalza, con il sistema Perotti, un sistema solo, ma in sostanza i personaggi chiave erano 2, Perotti, direttore dei lavori in una pluralità di cantieri. Il sistema Incalza Perotti garantiva sì le imprese vicine al nuovo centrodestra, come quella dell'ex europarlamentare Vito Bonsignore, indagato, che deve costruire in project financing l'autostrada Orte-Mestre. Garantiva anche le grandi imprese come la Italiana Costruzioni dei fratelli Attilio e Luca Navarra, a loro volta indagati, o l'impresa Ghella dell'ex vicepresidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Lance, con delega per i lavori all'estero, Gian Domenico Ghella, indagato anche lui. Ma garantiva anche il sistema Incalza Perotti le cooperative rosse. L'indagine, che ha portato alle dimissioni del ministro Lupi, è infatti una costola di un'inchiesta di 2 anni fa, nella quale era indagato, sempre Incalza, ma che aveva al centro il sistema delle cooperative rosse e in particolare la cooperativa emiliana Coop 7. Anche quest'ultima inchiesta mette nel mirino appalti in cui figurano le cooperative rosse, anche l'inchiesta sistema della Procura di Firenze. Tra gli indagati c'è Furio Saraceno, ex dirigente della Coop 7. E basta notare quante volte i nomi delle società aderenti alla Lega delle Cooperative ricorrono nei capi di imputazione. Incalza e Perotti, l'onnipresente direttore dei lavori in un sacco di cantieri, sono indagati con Pasquale Trane, figlio di Rocco Trane, braccio destro dell'ex ministro e leader della cosiddetta sinistra ferroviaria del PSI, Claudio Signorile, per corruzione in relazione all'acquisizione della direzione dei lavori per la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Firenze-Bologna, grande opera di cui Incalza aveva la responsabilità come capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture. Incalza avrebbe garantito un iter favorevole per le procedure amministrative relative al finanziamento della tratta ferroviaria ad alta velocità Firenze-Bologna e allo svolgimento dei lavori, e avrebbe assicurato, secondo gli inquirenti, un trattamento di favore al general contractor, cioè all'appaltatore principale, il consorzio Cavet, a fronte dell'affidamento alla società Ingegneria SPM riferibile a Stefano Perotti, da parte del consorzio Cavet, dell'incarico di direzione lavori, secondo lo schema usuale, per un importo di 68.195.000 euro. L'ordinanza del GIP di Firenze, nell'inchiesta sistema, cita nel capo di imputazione sull'appalto dell'alta velocità Firenze-Bologna vinto dal consorzio Cavet un fatto che spiega come Incalza era sì un uomo messo nella cabina di regia dei grandi lavori da vari ministri, ma era rimasto in sella tutti questi anni anche grazie ai suoi ottimi rapporti a sinistra.
La società CMC, Cooperativa Muratori e Cementisti, una delle big tra le cooperative rosse, componente del consorzio Cabet Alta Velocità Firenze-Bologna, avrebbe corrisposto a Incalza nel periodo dal 99 al 2008 compensi per $500,000 e oltre di euro, mentre la cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, che pagava Incalza come professionista già prima che il ministro Lunardi lo rimettesse in sella dopo gli scandali avvenuti sull'alta velocità negli anni 90, la CMC di Ravenna è un vero colosso. Ha chiuso il 2013 con un fatturato di $1,15 miliardi di euro. Vanta 410 soci, 7.500 dipendenti, molti all'estero. Il 3 marzo, poco prima dell'esplosione dell'indagine, il suo amministratore delegato della CMC di Ravenna, Dario Foschini, è stato sostituito. Il 5 febbraio 2014 il ROS dei Carabinieri aveva registrato una telefonata fra Stefano Perotti e l'amministratore delegato della CMC di Ravenna, Foschini. Perotti chiede soldi all'amministratore delegato della cooperativa rossa per una cena organizzata da InWork, che è un'agenzia di lobby e pubbliche relazioni, della quale è socio anche l'uomo di Lupi, Francesco Cavallo, legato a Comunione e Liberazione, poi arrestato con Incalza e Perotti. Perotti dice a Foschini, l'amministratore della cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, consorzio Cabet Alta Velocità Firenze-Bologna: scusa il disturbo, mi diceva Lupi che stava organizzando una cena con raccolta fondi per parlare di infrastrutture Italia-estero. Il 19 febbraio a Roma, se la cosa ti può interessare, sarà presente anche la Serracchiani, la vicepresidente del PD e presidente della Friuli Venezia Giulia. Sono 5.000 euro per 2 persone, quindi 2.500 a persona. Se è una cosa che ti può interessare, ti faccio girare l'invito, vedi tu. Un altro cantiere citato nelle carte dell'indagine, nel quale ha un ruolo una cooperativa rossa, è quello del famigerato viadotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dal quale ai primi di marzo è precipitato su una ruspa per 80 metri, morendo sul colpo un operaio rumeno. Perotti è indagato per questo cantiere insieme a Giulio Burchi, Francesco Cavallo, Giandomenico Ghella e Giulio Grimaldi per traffico di influenze illecite, perché, secondo i magistrati, avendo l'ANAS affidato alla società consortile Italsarc, costituita dalle imprese CMB, la cooperativa rossa anche questa, e Ghella SPA, i lavori di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, dal chilometro 153 a chilometro 173, Burchi e Perotti, in concorso tra loro, dicono i magistrati, e sfruttando le relazioni esistenti fra Perotti, Cavallo e il ministro delle infrastrutture, si facevano indebitamente promettere e dare da Ghella e Grimaldi, che agivano per conto della SPA Ghella e del consorzio Italsarc, l'incarico di direzione dei lavori per l'appalto ANAS relativo all'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto appunto dal chilometro 153 al 173, come prezzo della mediazione illecita verso il ministro. Secondo i magistrati, il costo dell'opera sarebbe stato incrementato da 424 milioni a 600 milioni e Perotti avrebbe ottenuto ancora una volta l'incarico di direzione dei lavori. Anche nell'indagine da cui parte tutto, quella sull'appalto per il nodo alta velocità attraversamento in galleria di Firenze, emerge il ruolo della cooperativa Coop 7, un'altra delle big citate prima tra le cooperative rosse. E a capo del consorzio Nodavia, che esegue l'opera, c'è proprio la Coop 7. In quell'indagine Incalza è indagato per associazione a delinquere. Avrebbe agevolato il consorzio Nodavia in combutta con la presidente di Italfer, l'ex presidente dell'Umbria, Maria Rita Lorenzetti. Insomma, morale della favola, le cooperative rosse erano l'altro pilastro del sistema di Incalza, racconta Marco Lillo 2 giorni fa sul Fatto Quotidiano. Ma c'era anche un altro articolo interessante sul Fatto a proposito delle grandi opere. Lo sapete chi è il sostituto di Stefano Perotti alla direzione lavori sul tratto della Salerno-Reggio Calabria, quello dove è morto l'operaio rumeno di cui sopra? Quel tratto, diciamo, di autostrada che è finita anch'essa nelle indagini della Procura di Firenze e nel quale ha un ruolo la cooperativa rossa che abbiamo appena citato. Il successore di Perotti è un giovanotto di 86 anni e si chiama Mario Beomonte. Mario Beomonte è uno dei 4 cavalieri del clan che in Italia si spartisce la direzione dei lavori delle grandi opere.
Gli altri 3 cavalieri sono, secondo quel che raccontava Daniele Martini sul Fatto Quotidiano dell'altro giorno, oltre a Mario Beomonte, 86 anni, più che mai attivo, ha sostituito lui l'indagato arrestato Perotti nell'inchiesta Sistema sulla Salerno-Reggio Calabria in direzione lavori. Gli altri 3 cavalieri della direzione lavori, oltre allo stesso Perotti, spedito in carcere dai magistrati di Firenze, sono Gian Domenico Monorchio, figlio di Andrea Monorchio, già ragioniere generale dello Stato e ora presidente della commissione di collaudo della più importante grande opera in costruzione, Metro C di Roma, il papà Monorchio, perché il figlio invece è uno dei direttori lavori più presenti anche lui nei cantieri d'Italia, Gian Domenico Monorchio. Il quarto cavaliere è il palermitano Nino Bevilacqua, detto Mister 5 miliardi, dall'importo dei lavori che gli sono stati affidati. In forza della legge obiettivo del 2001, grandi opere, i 4 cavalieri si spartiscono un potere enorme su decine di miliardi di euro di appalti pubblici, scelti dalle imprese da cui sono pagati, Impregilo, Astaldi, le cooperative rosse, Pizzarotti, il solito gruppo insomma di imprese. In teoria costoro, questi 4 cavalieri, dovrebbero vigilare come cani da guardia affinché le costruzioni siano eseguite al meglio. In pratica sono di fatto dei monumenti a giganteschi conflitti di interessi, perché naturalmente il direttore lavori se lo sceglie chi ha preso l'appalto. Garantisco io che io faccio i lavori fatti bene. E anche a causa di questo sistema che i costi dei lavori in Italia sono superiori rispetto al resto d'Europa e non finiscono mai, impantanandosi in logoranti varianti in corso d'opera, contenziosi, revisioni al rialzo dei prezzi. Su meno di 13 chilometri di metro C, da Pantano a Centocelle a Roma, per esempio, le ditte costruttrici Astaldi, Caltagirone, vedi alla voce Casini, UDC, Cooperativa Braccianti di Carpi e Ansaldo, hanno chiesto e ottenuto la bellezza di 45 varianti che hanno allungato i tempi, facendo salire i costi della metro C a Roma dai 2 miliardi e 600 milioni previsti a inizio lavori nel 2006 a 3 miliardi e 700 milioni. Del numero abnorme di varianti ha preso atto la commissione di collaudo, presieduta da Monorchio Senior, da Andrea Monorchio. Nel frattempo la ditta Astaldi ha scelto proprio la Sintel Engineering del figlio di Monorchio, Gian Domenico, per la direzione lavori del Megalotto 3 della contestatissima statale 106 Ionica, importo 500 milioni di euro. Papà Monorchio e figlio Monorchio sono messi bene. Alla Sintel di Monorchio Junior è stata affidata anche la direzione lavori della Palermo Agrigento, 300 milioncini di euro, quella dove il viadotto Scorciavacche, inaugurato alla vigilia di Natale dal presidente dell'ANAS Pietro Ciucci, crollò prima dell'inizio del 2015. Un disastro che, qualcuno lo ricorderà, indusse Renzi a chiedere l'immediata individuazione di un responsabile. Il responsabile, a distanza di 3 mesi, ancora non c'è. A Monorchio figlio è stata affidata anche l'alta velocità tra Bologna e Firenze e in tandem con il celeberrimo Perotti la direzione dei lavori del terzo valico ferroviario tra Liguria e Piemonte e ancora un pezzo del Mose di Venezia e interventi negli aeroporti di Bologna e Malpensa. Sulla Salerno-Reggio Calabria invece l'86enne Mario Beomonte ha ereditato dall'incarcerato Perotti la direzione del Megalotto 3.2 della cooperativa rossa CMB e della ditta Ghella, con infinite grane derivanti dal crollo del viadotto Italia con morte di un lavoratore rumeno sul cantiere. L'86enne Beomonte, erede di Perotti, ha aggiunto la nuova direzione lavori ad altre che aveva ottenuto sempre sulla Salerno-Reggio Calabria. Il Megalotto 3.1, valore $500 milioni, il Lotto 5, oltre $1 miliardo, compreso un contenzioso da 300 milioni, il Lotto 6, 420 milioni, più 35 di contenzioso. Beomonte è a sua volta legatissimo alla 3TI di Giorgio Casciani, che ha avuto incarichi per l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano Brebemi, la Pedemontana Lombarda, la variante di Morbegno, un pezzo della statale Ionica e il passante ferroviario di Torino. Nonostante l'età, l'86enne Beomonte continua a essere una star delle direzioni lavori.
forse anche per la consuetudine con Altero Matteoli, ex ministro delle infrastrutture, oggi presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, dalla quale cerca di impedire che l'ANAS dell'amico di Matteoli, presidente Ciucci, sia sottoposto ai raggi X da una commissione di inchiesta parlamentare. Infine abbiamo il palermitano Bevilacqua, professionista siciliano appunto, con lo studio in un castello affacciato sul porto di Palermo. Per spostarsi usa l'elicottero personale, grande amico di Verdini e Dell'Utri. Tra progettazioni e direzioni lavori, Bevilacqua è presente su tutte le più importanti strade del sud in costruzione: Salerno-Reggio Calabria, Statale Ionica, Palermo-Agrigento. Nonostante tutti i 1000 impegni, da qualche tempo si è però spostato a Dubai e in Italia si fa vedere il meno possibile. Sono i 4 cavalieri delle grandi opere.
tragedia dell'Airbus, il comandante è solo in cabina, si fa largo l'ipotesi del suicidio o dell'attentato, scrive l'agenzia ANSA, dopo la prima analisi audio della scatola nera. Il comandante è chiuso all'interno della cabina, il copilota che tenta di sfondare la porta per rientrare, l'ombra del suicidio o di un attentato sulle cause della tragedia dell'Airbus della Germanwings. Secondo il quotidiano francese Le Figaro, l'indagine sulla sicurezza aerea potrebbe presto trasformarsi in un'indagine criminale. L'ipotesi di un attentato o del suicidio del pilota in servizio rimasto nella cabina di pilotaggio, per quanto l'ipotesi del suicidio sia a occhio e croce difficile da accettare, potrebbe assumere spessore nelle prossime ore, scrive Le Figaro. È il comandante di bordo che si trovava nella cabina di pilotaggio e il copilota che si trovava all'esterno. Prima di essere separati, i due uomini si esprimevano in tedesco, ha scritto Le Monde, riferendosi a quanto accaduto nel volo precipitato in Francia. Il capitano, riferisce Lufthansa, aveva più di 6.000 ore di volo, era pilota a Germanwings da 11 anni, dal maggio del 2014, quindi dall'anno scorso. In precedenza aveva lavorato per Lufthansa e Condor. Il copilota dell'Airbus invece aveva iniziato a volare con la compagnia dal settembre 2013 e aveva 630 ore di volo. Dall'audio registrato dalla scatola nera del volo emerge che uno dei piloti era rimasto fuori dalla cabina di pilotaggio prima dello schianto, non potendo poi rientrare per motivi non ancora chiari. E questo è ciò che è in grado di raccontare l'agenzia ANSA in questo momento. Non c'è altro da aggiungere se non il dibattito in Parlamento sulla questione della corruzione. Il ministro Orlando ha detto una frase memorabile: chi corrompe tradisce il paese. Tensione sul disegno di legge corruzione, il voto finale il 1° aprile. In arrivo il pesce anticorruzione. Il nuovo centrodestra fa contare i suoi voti, Forza Italia sconfitta sulle pregiudiziali, il ministro Orlando si dice certo sui tempi brevi. Fatta la legge vedrete che la corruzione scomparirà. Noi ci salutiamo invece facendo un salto a Mosca con la Moscow Ragtime Band. Anche a Mosca piace il ragtime, edizione 2013, in un teatro moscovita con questa band veramente divertente. Buon ascolto, buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.